Storytime. Evoluzione Radio. Bentornati amici di Storytime, qui sul nostro spazio radiofonico di Radio Canale Italia. Io sono Alberto Casagrande, in piacevole compagnia di un nuovo ospite. Abbiamo il piacere e l'onore oggi negli studi di Napoli di ospitare Peppe Licciardi, autore, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. Io Peppe le do il benvenuto, ovviamente ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo da tutta quella che effettivamente è la realtà e l'esperienza che c'è dietro la figura di Peppe Licciardi. Sei un chitarrista, compositore ovviamente e tanto altro, con una carriera che va dagli anni 70 ad oggi. Ci sono state collaborazioni comunque nel corso del tempo con artisti come Roberto Mulo, Lorenzo Arbore e Gypsy King. Qual è stato il percorso alla base che ha accompagnato poi la tua figura a ricoprire tutta la realtà di cui fai parte oggi? Beh, in casa io sono stato il primo perché poi ho anche una sorella che canta che è molto brava, che si chiama Consiglia Licciardi. In casa ho cominciato a studiare in conservatorio, ho fatto tutto il percorso di conservatorio, poi le cose sono venute da sé. Chiaramente sono nato in un periodo dove la musica napoletana era ai propri massimi vertici, gente come Pino Daniele, con il quale ho collaborato, ho suonato il primo disco, gente come Nuova Compagnia di Canto Popolare che si affacciava. Ho formato gruppi popolari stesso io, ho iniziato anche con la Nuova Compagnia, ho fatto tante cose. Poi a un certo punto ho deciso di mettermi in proprio, addirittura quando è venuto Frank Sinatra in Italia nel 90 ho suonato con lui e per lui dove è l'anfiteatro romano di Pompei. Quindi giustamente l'esperienza è quella che conta. Le esperienze live che invece ti hanno segnato di più, se dovessimo descriverle o raccontarle? Ma le esperienze live non posso dirti quale che mi ha segnato di più perché ho suonato in tutto il mondo, in Argentina, quindi al Coliseum, ho suonato in Uruguay, ho suonato in Brasile, ho suonato in Tunisia, al Teatro dell'Opera del Cairo, a Doha, in Albania, cioè sono in tutto il mondo, quindi non voglio citare tutto. Su Wikipedia c'è scritto tutto, io sto sull'enciclopedia, ma non solo su Wikipedia, anche su la Rizzoli Artisti oppure insomma tutte le enciclopedie musicali. Citavi anche prima, in particolare Consiglia Licciardi, tua sorella, ci sono state ovviamente nel corso del tempo tantissime collaborazioni. Ti chiedo come hanno influito anche un po' la tua realtà familiare, così come il legame col territorio nelle tue composizioni e quant'altro. Allora, per quanto riguarda il legame con mia sorella è ancora forte e lei molti suoi dischi li ho scritti io, li ho arrangiati io e lei li ha cantati, devo dire, anche egregiamente. Per quanto riguarda, per quanto riguarda la mia formazione, io sono uno che viene dai bassi fondi della città, ho vissuto fino a una certa età nel quartiere Sanità, quindi diciamo che è una formazione, come vogliamo dire, fra virgolette territoriale, quella mia, insomma, come dicono a Napoli, venga in this side tell. Quindi giustamente è una realtà che viene messa anche in maniera nascosta e non all'interno ovviamente di tutte le composizioni e quant'altro. Sei stato anche autore in particolare, ti cedo la parola per presentare quelli che effettivamente è la realtà anche a livello di scrittura in questo contesto. Sì, in linea di massima a livello di scrittura, quando scrivo un album cerco di seguire un filo logico. Mi piace seguire una storia, non proprio pezzi messi a caso, un po' come faceva Edoardo Bennato nelle prime sue cose, tipo Burattini senza fili, quelle cose lì. Nell'ultimo album che sta anche, è molto presente anche su tutte le piattaforme e sta anche su Spotify, ehm, il disco si chiama Muse Amanti, un bel lavoro che parla solo di amore. Ho voluto mettere, ma l'amore non solo per l'amore, un amore tradito, un amore bello, oppure un amore per la musica, insomma, l'amore in genere, che è l'amore in tante sfaccettature.
Quando si parla di scrittura si parla ovviamente di scrittura di album, così come di libri, romanzi, in particolare Da Vico Paradiso al Paradiso il Ritorno e Lazzari Infelici sono stati ovviamente tra le tue esperienze due elementi molto importanti. Ci vuoi parlare anche di questo aspetto, parlando anche magari il futuro cosa ci riserva? Sì, Da Vico Paradiso al Paradiso e Ritorno è un libro che scrissi, penso, 7-8 anni fa, pubblicato da Zona Editrice, quelli che stanno a Genova, che poi fanno anche il premio Tenco, occupano di tutte queste cose. Niente, è una sorta di autobiografia, però un'autobiografia un po' atipica perché racconta gli anni 70, quando io stavo nel pieno della mia attività, ero ragazzo, cioè avevo 17-18 anni, e racconta un po' questa Napoli musicale di quel periodo. Questo è uno. L'altro, il secondo che ho scritto si chiama, è un libro storico, imperniato su un artista molto importante che andò all'estero a cercare fortuna, che si chiama Gilda Mignonetta e si chiama Santa Lucia Lontana. Il terzo, Lazzari Infelici, è un libro che racconta gli ultimi 10 giorni è un romanzo, sempre un romanzo storico, gli ultimi 10 giorni di Masaniello, questo personaggio strano che tutti ne parlano e nessuno sa chi ha fatto, chi era, che cos'era, però è raccontato non tipo biografia, è raccontato visto dagli occhi di una ragazzina di 17 anni che si innamora di uno dei Lazzari, che erano i combattenti di Masaniello, che i Lazzari erano chiamati così in quanto si vestivano, erano scugnizzi, e niente, praticamente erano i combattenti di questo grande personaggio che era Masaniello, che poi dopo venne incriminato, tutta la storia, eccetera, eccetera. Gli occhi di queste ragazze che vedono tutti questi 10 giorni di rivoluzione napoletana. Qual è stato il messaggio che principalmente ti è sempre piaciuto trasmettere nelle tue idee, nelle tue composizioni, nella tua scrittura, che ancora oggi ti piacerebbe che arrivasse alle persone? No, io i messaggi ne do tanti, il problema è che le persone dovrebbero afferrarli. Oggi come oggi purtroppo, non voglio dire, ma la musica sta ai minimi termini, come diceva il grande James, la musica sta nata parta. E i messaggi sono tanti, solo che non arrivano perché oggi c'è spazzatura, musica spazzatura. Sentiamo cuoricini, sentiamo tanta spazzatura, ma non solo a Sanremo, pure non voglio parlare di queste cose perché poi sono persone che poi dopo. Potrebbero prendersi collera. Allora ti chiedo, Peppe, se c'è effettivamente un saluto che vuoi lasciare verso i nostri radioascoltatori, così come ovviamente tutte le persone che si interfacciano con la tua realtà giorno per giorno, e ti chiedo anche come sarai impegnato nell'imminente o anche più lontano futuro. Nell'imminente stiamo cercando di realizzare una sorta di tour. Per quanto riguarda il saluto, vorrei dire a tutti quanti seguitemi, sia su Facebook, sia su Spotify, sia su Instagram, sia su TikTok, dove ci stanno anche tutti i video dell'ultimo album che mi sono autogirato io con tanta fatica. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie e alla prossima. Storytime. Evoluzione Radio.